Straordinario miracolo nella casa di una delle veggenti di Meggiugori. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si è verificato nella casa di una delle veggenti di Meggiugori. Stiamo parlando di Visca. Ci troviamo a Biaco Vici, dove si trova la casa natale di questa straordinaria persona che è Visca e che è diventata con il tempo anche un luogo di preghiera. Ebbene, in questa casa si trova una statua della Madonna di Lourdes che Visca ha ricevuto in dono circa 30 anni fa da dei pellegrini che appunto l'avevano acquistata presa a Lourdes. Cosa è successo? Il 23 settembre del 2013, come al solito, presso la casa natale di Visca si trovavano in preghiera una moltitudine di pellegrini, quando a un certo punto questa statua all'improvviso ha incominciato ad illuminarsi e questo fenomeno è durato per diverse ore e poi si è attenuato e poi è ripreso anche nei giorni successivi fino a che è totalmente scomparso. E chiaramente, ecco, Visca è stata molto sorpresa di quello che è accaduto e anche questa, la stanza in cui è accaduto, in cui è presente questa statua, è anche una stanza in cui Visca in diverse occasioni ha ricevuto le apparizioni della Vergine Santa. Lei lo ha interpretato in questo modo, cioè che questo fenomeno è una conferma che nel buio che sta vivendo l'uomo, l'unica luce, l'unica speranza è la Madonna e quindi ehm, preghiamo. Questa, ecco, con questa illuminazione della statua della Vergine, questa metafora con cui ha commentato Visca l'avvenimento, si configura non più come una semplice metafora, ma proprio come un qualcosa reale. La Madonna è il faro, veramente in questi tempi bui che hanno bisogno di tanta preghiera, di tanto sacrificio, di tanta penitenza e di tanta conversione. A presto, carissimi.